Sono a posto, coro. Senti. Bom, bom, bom. Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta, nell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Rataplan, 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 plam, 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 plam. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, nell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Coro, riposo. Grazie, accomodiamoci. Incominciamo così la nostra serata, dedicata a una rappresentazione della vita della nostra associazione all'interno del contesto storico che l'ha vista protagonista a suo modo per 90 anni. Il mandamento di Conegliano ha avuto l'onore e credo anche il privilegio di ospitare fin dal 1925 una realtà quale quella dell'Associazione Nazionale Alpini, realtà che è cresciuta e si è insanguata, si è intessuta come una ragnatela all'interno delle nostre famiglie e delle nostre comunità. Tra le comunità dobbiamo ricordare in modo particolare oggi tutte quelle che hanno voluto essere vicine alla pubblicazione di questo libro. Sono tutte le municipalità del contesto dell'area coneglianese e del quartiere del Piave. A loro un grazie particolarmente sentito, un gesto generoso ed importante. E vorrei vicino a me il sindaco di Godega che oggi ci ospita, il dottor Bonnell, per un saluto corale da parte di tutti gli amministratori. Grazie, benvenuti a tutti.